Abbiamo qui Francesco Giraldi, centrocampista, già spostato la residenza in quella parte del campo, perché sarai lì che dovrai infiammare i cuori di questi tifosi che ti hanno riservato comunque un'accoglienza spettacolare. Oltre alla lettera su Facebook già accennato durante la conferenza, ma pochi istanti fa ancora un coro, davvero sei già un idolo. No, un idolo no, però fa molto piacere di questa accoglienza. Sapevo della piazza calda, però così mi carica molto, dai, la pelle d'oca mi è venuta. Ti vuoi descrivere un po' a livello tecnico cosa potrai dare proprio in quella zona del campo, oltre che tanti palloni per gli attaccanti che ti sono davanti? Sappiamo che sei anche molto arcigno a centrocampo a spezzare il gioco altrui, no? Ma è difficile dirti cosa posso dare, sicuramente non mancherà l'impegno fino alla fine, la cattiveria agonistica giusta per affrontare un campionato in una piazza difficile. Darò sicuramente una mano al compagno in difficoltà, come penso che la daranno a me, e spero di far bene perché qui è veramente bello. Il ricordo più bello di questa tua giovane carriera fino adesso, conservi con te un'emozione che porti dentro e che ti scalda nei momenti in cui le cose non vanno come dovrebbero? Ma dici qualche esordio in particolare? Sì, a Verona con tanta gente, l'attaccamento della tifoseria alla squadra, sono tante cose. Poi ho avuto un periodo un po' difficile facendo delle scelte sbagliate e penso che Savoia mi rimetterà in gioco e spero di far bene per risalire, magari sempre col Savoia, perché fa molto piacere stare qui, ripeto. Una domanda un po' insolita, vieni qui, affronti un'avventura a Torre Annunziata, ma vivrai a Torre Annunziata oppure ti sposterai a fare il pendolare durante la settimana per gli allenamenti all'ordine di Mister Vitter? Un'idea c'è di stare qui perché mi piace, però un bambino piccolo che ha 1 anno e ha le sue esigenze, sai, e quindi non so ancora di certo se vivrò qui, ma un pensiero l'ho fatto già perché sto bene. In bocca al lupo Francesco e che davvero questo centrocampo sia il tuo regno. Abbiamo qui Gigi Salone che ha portato Borrelli a Torre Annunziata, un calciatore un po' intimidito dalla miriade di tifosi qui presenti, però ce lo può descrivere lei? Allora, Luca è un ragazzo che comunque è timido perché sa che quando arrivi in una piazza dove la mentalità non è del tifoso ma bensì dell'ultras, allora lui sa che comunque la risposta deve essere sul campo, quindi magari vedendosi anche un pochettino preso da una presentazione che non ha avuto precedenti da parte sua, non male che il ragazzo si è calato un po' in quella che è un po' l'emozione. Le sue caratteristiche tecniche? Ma lui è una prima punta tipica, piace attaccare gli spazi, fare da sponda, molto spesso ha fatto qualche gol di meno perché lui è altruista, pensa prima alla vittoria della squadra e poi magari quella personale. E in passato ho già avuto modo di vincere una Coppa Italia col Sapri con gente importante in campo, poi comunque Nocera, Scafati e c'è da dire che comunque 2 anni fa ha portato il Campania in Serie D con 9 gol in 16 partite. Lei conosce Incoronato, è incompatibile secondo te con Coronato, è il degno sostituto oppure possono anche affiancarsi? Loro possono affiancarsi perché, come dicevo, Luca è un ragazzo che ama creare gli spazi per la prima punta, sicuramente tutti e due vanno bene, poi il fisico permette a Luca di essere considerato anche un'alternativa come punta centrale, qualora per esempio magari il mister potrebbe decidere di metterne una centrale e magari non 2, però Luca è una persona che sicuramente può giocare vicino a una punta importante come Marco Incoronato, perché è un ragazzo molto altruista e comunque per lui vincere è importante. Un occhio invece al ruolo del procuratore anche in questo mercato molto difficile dove davvero le operazioni sono complicate a causa di tantissimi fallimenti di molte squadre, anche di condizione economica che sicuramente non agevola. Lei ha anche altri giocatori nella sua scuderia che sta cercando di altre squadre, com'è il suo lavoro in questi giorni? Frenetico, scommettiamo? Allora, il mio lavoro sì, è un po' frenetico, infatti ho fatto altre operazioni, questa la reputo una delle più importanti perché per me aver portato un attaccante giovane in una piazza come Savoia
per me che faccio questo mestiere significa magari domani avere un futuro migliore, perché per me fare 10-12 gol in una piazza dove non c'è stimolo, non c'è niente, significa non aver pregio. Farne di meno in una piazza importante come Savoia significa vedere anche un palcoscenico di categoria importante, e io mi auguro che questo ragazzo possa avere un progetto durativo con questa società che comunque oggi è tornata a nascere sotto l'aspetto societario, perché per me questa è una piazza che pure se magari ha subito dei torti come un fallimento, ma una città di questo con gente seria e comunque una mentalità ultras di tifo, per me questa è una piazza che merita perlomeno la B, ma di sicuro. Si sarà fatto sicuramente, avrà fatto innamorare i tifosi con questa dichiarazione, la ringraziamo. Ti ringrazio a te, non c'è niente da ringraziare perché i tifosi sanno quanto valgono e per me è stato un onore vederli oggi stare qui presenti, perché nei momenti facili è bello riempire le gradinate, e da me, da buon napoletano, posso dire che questa è gente che comunque ha riempito le gradinate anche quando magari la gente di solito preferisce rimanere a casa, invece loro hanno dimostrato il loro affetto anche in Coppa Italia all'eccellenza contro il Gladiator, facendo capire che andare allo stadio in 7.000, queste sono cose che non si sono registrate neanche al campionato di Serie B. La ringraziamo ancora, buonasera.